Un buco nero di soldi pubblici dietro la stella dell'architettura mondiale. Che le indagini sui costi esorbitanti del ponte di Calatrava riguardassero in prima persona lo stesso progettista con il nome del quale tutti identificano il ponte della Costituzione era già chiaro 12 mesi fa, all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Le parole del procuratore Carmine Scarano erano inequivocabili. Il progettista in sé non è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei Conti. Nel caso specifico però c'è un rapporto di consulenza assunto per la direzione lavori. Ora, alla vigilia della nuova apertura dell'anno giudiziario della magistratura contabile, l'inchiesta si è chiusa e si comincia a parlare del processo. Il 13 novembre la prima udienza per Santiago Calatrava e per i 3 ingegneri accusati di un danno erariale di circa 4 milioni di euro. Dopo 10 anni di indagine, il procuratore Scarano ha accertato una crescita esponenziale dei costi dei lavori del ponte, passati da circa 4 milioni a 10 milioni. Nella sua relazione, vero atto d'accusa, si stigmatizzano macroscopici errori ma anche incapacità tecnica. Oltre a Calatrava, compariranno davanti al giudice gli ingegneri Roberto Scibilia, Roberto Casarin e Salvatore Vento, quest'ultimo difeso dall'avvocato Paolo Bettiol. Per il legale non sono da sottovalutare le pressioni politiche dell'allora giunta Cacciari. C'era evidentemente una volontà politica di realizzare un'opera che lasciasse un segno. Con queste premesse inevitabilmente si va a legare, diciamo tra virgolette, la responsabilità politica con quelle che sono le fasi esecutive, attuative dei dipendenti che hanno certamente sulla carta grandissima responsabilità, ma che molto spesso sappiamo che hanno anche tanti condizionamenti. Una maledizione, quella del ponte di Calatrava, che ha colpito un altro dei suoi elementi nel mirino della Corte dei Conti, l'Ovo Via, che attende ancora di partire. Un'altra opera che l'attuale amministrazione comunale vive come una patata bollente capitatale in mano, ma mai gradita. Tuttavia siamo di fronte ad un'opera realizzata, ad un'opera dove sono stati spesi, ahimè, soldi pubblici e perciò questa amministrazione, pur contraria alla realizzazione dell'Ovo Via, non ha avuto la possibilità di fermare questo intervento.